Mister Di Fabio di nuovo alla guida tecnica della Maceratese, e come ha preso questa scelta della società biancorossa? Se l'aspettava? No, sinceramente non me l'aspettavo, però sono stato molto contento che hanno deciso di richiamarmi. Arrivo con un grandissimo entusiasmo, una grande voglia, perché sono stato un po' troppo tempo fermo, che non ero abituato a starci, quindi da parte mia sono molto felice di questo e metterò tutto l'entusiasmo possibile e immaginabile per raggiungere gli obiettivi più in alto possibile. Ecco, oggi pomeriggio il suo primo allenamento con la squadra, cosa si aspetta dai ragazzi? No, niente, so che non so, magari ci sarà qualcuno legato al vecchio allenatore come lo erano legati a me, però sono cose che fanno parte del calcio, loro devono pensare solamente ad allenarsi al massimo, a fare le cose al massimo, poi tutto il resto viene da sé, quindi grande concentrazione sul lavoro, dare tutto in allenamento per poi trasformare tutta questa cattiveria agonistica, questa concentrazione alla domenica contro l'avversario.